Eccoci pronti per questa nuova edizione del nostro TG, tanti gli argomenti, partiamo dai titoli. Con l'elezione dei 4 sindaci delle città chiamate al turno di ballottaggio si chiude la lunga fase delle amministrative. A Rende e Montalto scelta la continuità. Flavio Stasi è il primo sindaco della città unica. A Gioia trionfa Alessio. 2 nuovi filoni di inchiesta per la vicenda Rimborsopoli, chieste le memorie difensive a 5 esponenti politici e 2 dirigenti regionali. Durante la funzione religiosa beve dal calice ed avverte un malore, trasportato all'Annunziata, i sanitari gli praticano la lavanda gastrica, protagonista della vicenda il parroco di Rose. Un uomo di 43 anni di Cassano è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano per violenza sessuale e molestie ai danni dell'ex. Il premio Giorgio Lapira assegnato al procuratore antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri. Nel corso della cerimonia il magistrato ha invitato i giovani ad impegnarsi per il cambiamento della Calabria. Roseto in festa per esaltare il prodotto d'eccellenza, la ciliegia, peculiarità del territorio riconosciuta in ogni parte del mondo. La manifestazione è giunta alla 7ª edizione. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In primo piano ancora l'esito dei ballottaggi, 4 le città interessate in Calabria. Ebbene, a Rende e Montalto, lo sapete, si è scelta la continuità. Stasi invece è il primo sindaco della città unica, Corigliano Rossano. A Gioia Tauro ha trionfato Alessio. I particolari nel nostro servizio. I fuochi d'artificio illuminano la calda notte delle 4 città calabresi chiamate al ballottaggio: Gioia Tauro, Rende, Corigliano Rossano e Montalto Fugo. L'abbraccio dei sostenitori e dei cittadini per i sindaci scelti al secondo turno. A Corigliano Rossano quella di Flavio Stasi è una vittoria storica. A soli 36 anni, con il 72,6% dei consensi, diventa il primo sindaco della nuova città nata dalla fusione dei 2 centri dello Ionio Cosentino. Il suo competitor Giuseppe Graziano si è fermato al 27,44%. Che la città si è unita con un governo nuovo, un governo del cambiamento, e questa è la cosa più bella. Dovevo mettere mano a una città che è messa male da ogni punto di vista, il decoro, le strade, la viabilità, la gente si sente abbandonata un po' da ogni parte, per cui dobbiamo cominciare a lavorare subito su questo. A Rende l'uscente Marcello Manne è stato confermato con il 57,13% dei consensi. Il leader socialista Sandro Principe ha ottenuto il 42,87% delle preferenze. Una vittoria non scontata per l'avvocato che, dopo il voto del 26 maggio scorso, non ha stretto apparentamenti politici con altri schieramenti, un dato che avrebbe potuto sbilanciare le sorti dello scontro diretto. A sostenere Principe al secondo turno infatti anche Mimmo Talarico e Sergio Tursiprato, ma alla fine l'affermazione dell'avvocato è stata netta, schiacciante. Per Manna il voto rappresenta un segnale forte contro la vecchia politica. Fare politica con alleanze strane, senza progetti e senza nulla, e soprattutto ripresentando volti che non possono più essere presentati alla città, non paga. Paga la politica del nuovo, paga la politica dell'indietro non si torna, paga la politica di chi fa cose concrete. Anche a Montalto Fugo è stato riconfermato il sindaco uscente Pietro Caracciolo. Ugo Gravina, che già in passato era stato sindaco della città, non è riuscito a ribaltare il risultato del primo turno. Già un'ora dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio era chiaro il divario tra i 2 candidati, con Caracciolo in netto vantaggio. Alla fine ha ottenuto il 63,72%, mentre Gravina si è fermato al 36,28%. Una lunga notte di festeggiamenti a Montalto Fugo per la riconferma del sindaco, ma già da oggi è al lavoro per realizzare i progetti messi in campo. Sicuramente c'è l'aspetto finanziario che va tenuto molto da conto, perché da lì si parte, se no corriamo il rischio di saltare. Siamo in riequilibrio e quindi questo è giusto che sia così. Poi ci sono delle opere pubbliche che abbiamo in itinere, che vogliamo continuare, dobbiamo continuare ancora a migliorare nei servizi, così come abbiamo fatto in questi 5 anni. Credo che ci siano i presupposti per far diventare di Montalto un modello.
A Gioia Tauro, infine, Aldo Alessio ha battuto lo sfidante Raffaele D'Agostino con circa 2000 voti di scarto. Per Alessio il 58,19% delle preferenze, mentre ad D'Agostino il 41,81%. Dopo 2 anni di commissariamento spetterà adesso al neosindaco, che già in passato aveva indossato la fascia tricolore, il compito di ristabilire la normalità. E torniamo a Rende perché Sandro Principe affida ai social l'analisi del dopovoto. Sandro Principe affida a Facebook la dichiarazione post ballottaggio. In politica, scrive, come nella vita può capitare di cadere, lo si mette in conto, ma la differenza la fa come ci si alza, come si affrontano le sconfitte. Abbiamo perso nettamente, afferma, i numeri sono inequivocabili, ma non ci sentiamo vinti politicamente. Siamo partiti ad 1 mese dalle elezioni, rispondendo presenti ai contributi che molti ci richiedevano, arrivando al ballottaggio quando in pochi ci davano per favoriti. La nostra continua è stata una campagna elettorale di contenuti, di programmi e di progetti per la città, e questo forse nel tritacarne mediatico in cui siamo finiti non ha pagato. È stata una campagna violenta, aggressiva, piena di trappole e agguati televisivi, affermazione quest'ultima che la nostra redazione respinge con forza, affidando la verità ai fatti. Proseguiamo consapevoli, conclude Principe, di essere la seconda forza rappresentativa nella città, facendo una opposizione seria, vigile e propositiva, come è nel nostro costume. Da qui ripartiremo al servizio della città. Il post si chiude con l'augurio di buon lavoro al sindaco Manna. Cambiamo argomento. A Crotone oggi una iniziativa davvero clamorosa degli imprenditori danneggiati dal maltempo dello scorso novembre, che in una riunione che si è tenuta alla Camera di Commercio hanno deciso di adire le vie legali perché, pensate, non ci saranno i risarcimenti. Vediamo. Hanno deciso di adire le vie legali. Sono gli imprenditori crotonesi danneggiati dal maltempo nel novembre scorso, per i quali non è stato possibile ottenere i risarcimenti. È inaccettabile che in una situazione del genere, dopo gli eventi del 25 di novembre, lo Stato non sia presente sul territorio e non dia una mano a questi imprenditori, io parlo di tutti in generale, che dopo quell'evento là si sono rialzati e rimboccati le maniche da solo, cercando di portare avanti quello che è l'economia di questa città. Non c'erano le istituzioni nella riunione oggi alla Camera di Commercio, ma i rappresentanti delle imprese e le associazioni di categoria che hanno fatto rete. Da domani avvieremo, come è stato detto, un coordinamento con le imprese danneggiate, le associazioni di categoria, i sindacati, per mantenere alta l'attenzione su questa problematica e seguire i futuri passi che avranno appunto sia la presentazione del decreto per la sospensione dei tributi, che sarà presentato, come oggi ci ha riferito l'onorevole Barbuto, nel decreto crescita, e sia un'azione legale di ricorso contro il mancato riconoscimento dei danni della calamità naturale. Dall'incontro un chiaro no al danno e alla beffa. Effettivamente parlare e escludere dal decreto crescita, che dovrebbe appunto prevedere delle misure a sostegno delle imprese, piccole e medie imprese, per la crescita, appunto, un provvedimento così importante. Qui si trattava appunto di sopravvivenza delle nostre imprese in un territorio che è già martoriato, mi ha lasciato veramente sbigottita. L'unica nota positiva in tutto questo è che effettivamente in seguito al question time, che sull'onda della emozione io ho ritenuto doveroso presentare e rinnovare anche al Ministro Lezzi, appunto si è avuto da parte del Ministro questa reiterazione del proprio impegno. 2 nuovi filoni di inchiesta. Siamo alla cronaca per la vicenda Rimborsopoli, chieste le memorie difensive a 5 esponenti politici e 2 dirigenti regionali. Vediamo.
Finita la buffata elettorale, la politica torna a far parlare di sé per la vicenda nota come Rimborsopoli e la Corte dei Conti che anno dopo anno passa ai raggi X le azioni dei gruppi consigliari regionali e stavolta finiscono sotto la lente di ingrandimento in 7 per fatti del 2011. 5 sono ex componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale: Antonio Scalzo, Francesco D'Agostino, Giuseppe Gentile, Giuseppe Neri e Giuseppe Graziano, ai quali si affiancano 2 dirigenti, Luigi Danilo Latella e Carlo Pietro Calabrò. A loro viene chiesto di giustificare l'utilizzo di diverse centinaia di migliaia di euro destinati ai gruppi consigliari, contestazione che risale al 2014. Dal guazzabuglio di controlli e ricorsi, alcuni accolti e altri no, nasce la nuova azione della Corte dei Conti, secondo la quale l'obbligo di restituire i fondi utilizzati illegittimamente sarebbe stato aggirato con un'interpretazione quantomeno originale della normativa vigente, e così circa 531.000 euro sarebbero spariti dal totale delle somme che invece andavano restituite, a tutto vantaggio di 4 gruppi consigliari. E non ci si ferma qui, la nuova inchiesta ipotizza anche un'irregolare compensazione che riguarda altri 243.000 euro. Adesso i 7 citati dalla Corte dei Conti per danno erariale sono stati invitati a depositare le loro memorie difensive. Non ci resta che attendere per conoscere il resto della storia. La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di Ciro Indolfi, direttore responsabile dell'unità operativa di cardiologia emodinamica del Policlinico Universitario di Catanzaro, e di Caterina De Filippo nella sua qualità di direttore sanitario del Policlinico. L'udienza è stata fissata per l'11 luglio prossimo davanti al giudice per le udienze preliminari. I 2 sono accusati di falso in atto pubblico perché avrebbero modificato un documento per attestare falsamente la partecipazione di Indolfi ad una riunione regionale di coordinamento relativa alla sindrome coronarica acuta programmata per il 7 maggio 2014, alterandone la data. Lo rende noto l'avvocato Luca Occhionorelli, figlio di Antonio, morto nell'UTIC del Policlinico di Catanzaro il 9 maggio 2014 dopo 4 giorni di degenza. Il processo per la morte di Antonio Occhionorelli è in fase dibattimentale. Quanto alla posizione di Indolfi in merito al reato di omicidio colposo, gli avvocati della famiglia Occhionorelli hanno avanzato opposizione alla terza richiesta di archiviazione. L'udienza è stata fissata per il 10 luglio. Le altre invece notizie di cronaca nelle nostre brevi. I carabinieri della compagnia di Cogliano Calabro hanno arrestato un uomo di 43 anni di Cassano allo Ionio, accusato di aver compiuto reati di violenza sessuale e atti persecutori. L'uomo era già indagato per i reati di violenza sessuale e stalking per fatti accaduti nei mesi scorsi tra Villa Piana e Cassano, ma ha continuato a perseguitare una donna, tempestandola di messaggi e chiamate, anche in forma anonima, proferendo minacce di inaudita gravità. L'escalation di atti era sfociata anche in gesti di estrema violenza, atti che hanno portato ad aggravare la precedente misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, disposta da scorso, con quella maggiormente afflittiva degli arresti domiciliari. Non sporgerà denuncia Don Claudio Albanito, parroco di Rose, dal settembre scorso, che durante la celebrazione della messa sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta ha rischiato l'avvelenamento dopo aver bevuto un liquido tossico, presumibilmente candeggina, dal calice dell'acqua durante il rito dell'Eucaristia. L'episodio sarebbe stato causato da un errore. Secondo lo stesso sacerdote, non sarebbe stata adeguatamente risciacquata l'ampolla dopo essere stata disinfettata con il pericoloso liquido. Ha telefonato al 112 annunciando di volersi suicidare, ma il carabiniere che ha risposto lo ha trattenuto al telefono in attesa dell'arrivo sul posto di una pattuglia, riuscendo a farlo desistere dal suo proposito. Protagonista della vicenda, un pensionato di 87 anni di Mesoraca. L'intervento dei carabinieri, che hanno fatto irruzione nella casa dell'anziano, ha consentito di salvare l'uomo, trovato con una corda intorno al collo fissata a un gancio del soffitto. La colorazione giallastra notata lungo la costa ionica è dovuta a polline di pinacee, lo afferma l'Arpacal. Il fenomeno è stato segnalato ieri sui social alla stessa Arpacal, ma anche alle competenti capitanerie di porto della costa ionica. A spiegare la natura del fenomeno è Emilio Cellini, direttore del Centro Regionale Strategia Marina dell'Arpacal, che conferma come l'analisi laboratorio del campione di questa sostanza galleggiante conferma la presenza di polline di pinacee. E
E parliamo adesso del procuratore Gratteri, a cui è stato assegnato il premio Giorgio La Pira. Nel corso della cerimonia il magistrato ha invitato i giovani ad impegnarsi per il cambiamento della Calabria. Vediamo. Ribellatevi ed impegnatevi per cambiare la Calabria. Così il procuratore di Catanzaro, baluardo della legalità e simbolo della Calabria bella e combattiva, Nicola Gratteri, ai giovani della Gesci, gruppo Scout Cassano 1, prima di raggiungere la sala consiliare della città delle Terme per ritirare il premio Giorgio La Pira. Diffidate della gente che viene qui senza avere una storia alle spalle, senza avere un impegno, senza che si alza la mattina e si proclama antimafia, si impegna a combattere. Dopo aver parlato con i giovani, il procuratore si è diretto verso la sala consiliare per ritirare il premio Giorgio La Pira. Esempio di magistrato sobrio, rigoroso e indipendente, testimone positivo del nostro tempo per il suo impegno e contributo quale baluardo di legalità nell'applicare i valori sanciti dalla Carta Costituzionale, argine alla dilagante criminalità organizzata e a ogni forma di illegalità. E questa la motivazione con la quale a Cassano allo Ionio gli è stato consegnato il premio. Cosa significa per lei ricevere questo premio? Certo, mi fa piacere perché è un premio, secondo me, per me prestigioso, per me importante. Il premio nazionale Giorgio La Pira è giunto alla 6ª edizione. In precedenza è stato attribuito, tra gli altri, al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano, e all'arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino. Confermato alla guida di Libera in Calabria Don Ennio Stamile, ma sentiamolo ai nostri microfoni. Don Ennio Stamile riconfermato al coordinatore di Libera in Calabria. Vuol dire che ha lavorato bene. Sì, credo ci sia anche questo aspetto, direi soprattutto questo, almeno mi auguro. Comunque un certo lavoro è stato fatto insieme alla segreteria, insieme ai referenti territoriali, ai presidi che stanno nascendo. Insomma c'è molto entusiasmo, soprattutto nei nuovi presidi, tanti giovani che vogliono metterci la faccia, vogliono lavorare, lavorare per questo unico obiettivo. Voglio ricordare che Libera è una rete di associazioni, nomi e numeri contro le mafie. L'obiettivo che Libera si prefigge, oltre a quello di stare vicino, accanto ai familiari delle vittime, si prefigge appunto il compito abbastanza arduo di fronteggiare le mafie in generale e l''ndrangheta in particolare, visto che siamo in Calabria. Sta cambiando qualcosa? Sì, io noto che sta cambiando qualcosa, anzi sta cambiando molto, soprattutto una presa di coscienza da parte delle giovani generazioni, le scuole soprattutto. Sta facendo un ottimo lavoro nelle scuole e questo vuol dire tanto in ordine a quella prevenzione sempre necessaria, no? Perché non basta la repressione, ma occorre soprattutto un lavoro culturale. Ecco, questo sta cambiando parecchio. Oggi non basta semplicemente pronunciare il nome legalità, ma insomma, occorre soprattutto prendere consapevolezza che bisogna riscoprire un nuovo concetto, un nuovo termine, un nuovo valore, che è quello della responsabilità. Quindi rispondere alla propria coscienza, a coloro che ci stanno accanto e al pianeta che ci contiene, perché impegnarsi anche per una giusta salvaguardia dell'ambiente è fondamentale, soprattutto oggi. I numeri di Libera in Calabria oggi quali sono? I numeri di Libera in Calabria sono, direi, buoni, perché altri presidi sono appena stati costituiti, mi riferisco a quello di Rossano, a quello di Cassano, ne stanno nascendo altri 2, uno a Palmi, un altro all'Università di Cosenza, un altro a Cosenza città, quindi insomma stiamo radicando Libera nei territori e questo è molto importante. Si chiama Orso Marso in Blu, l'iniziativa che ha l'obiettivo di sensibilizzare sull'autismo. Vediamo. Sensibilizzare la società civile sul difficile mondo dell'autismo è l'obiettivo di Orso Marso in Blu, evento giunto alla 3ª edizione organizzato dall'amministrazione comunale di Orso Marso e dell'associazione di volontariato di Mia Onlus.
DMA Onlus è un'associazione di genitori nata per la necessità di divulgare consapevolezza sull'autismo, perché maggiore è la conoscenza da parte del sociale riguardo a questa condizione, minore saranno le problematiche relative ai comportamenti e all'accettazione, insomma, della condizione di questi ragazzi che vivranno proprio a livello sociale. Una giornata di festa e partecipazione con i mezzi mobili, le unità a cavallo e le unità cinofile della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Lo spazio di Pompieropoli ha animato la piazza del suggestivo Borgo di Orso Marso, un progetto di prevenzione e sicurezza curato dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si svolge attraverso un realistico allestimento di percorsi di abilità, dove i bambini si sono cimentati nella capacità di superare diversi ostacoli con prove di coraggio. Il ricco programma della manifestazione ha consentito anche ai piccoli partecipanti di conoscere e apprezzare i giochi popolari di un tempo. Orso Marso manda segnali e messaggi positivi al territorio per far sì che le istituzioni siano sempre più vicine a chi ha effettivamente bisogno. Ci spostiamo a Roseto Capospulico perché esalta uno dei suoi prodotti tipici, parliamo della ciliegia ed è una festa, peculiarità del territorio, chiaramente parliamo del frutto, riconosciuta in ogni parte del mondo. La manifestazione è giunta alla 7ª edizione, vediamo. Nel borgo autentico di Roseto Capospulico gli ingredienti ci sono stati tutti per celebrare con gioia uno dei prodotti di nicchia di questo meraviglioso lembo di terra, la ciliegia Deco. 2 intense giornate, tanti visitatori, importanti momenti di riflessione e soprattutto tanto entusiasmo tra i produttori che hanno proposto il prelibato frutto nelle versioni più svariate ma tutte molto gradite. Questo è un appuntamento importante per il territorio, per Roseto certamente, per i suoi operatori, ma per il territorio, perché il frutto per eccellenza è una suggestione meravigliosa, quella della ciliegia, richiama su questo lembo di terra tantissimi ospiti, tantissimi cittadini temporanei, come a noi piace chiamarli, che si avvicinano per il mare bandiera blu di Roseto Capospulico per il 3° anno consecutivo, ma anche per il suo borgo, dove noi non manchiamo di segnare questa prima festa, che è anche una festa di primavera, un inno alla fecondità e all'amore anche, perché no, insomma. Il nostro è un frutto che i nostri operatori fanno gustare sul territorio, un prodotto di nicchia, un prodotto che in termini di tempo batte la più famosa ciliegia pugliese. Un grande lavoro lo stanno facendo i ristoratori e anche gli operatori della trasformazione di questo prodotto, che noi non abbiamo solo in chiave dolce per come il frutto convenzionalmente viene utilizzato, ma i nostri ristoranti lo stanno proponendo insieme alla carne, insieme al pesce. Ci sono dei primi straordinari, quindi l'invito è a venire a Roseto Capospulico in queste settimane per gustare delle vere prelibatezze. Se poi qualcuno ha voglia di andarsene a raccogliere sugli alberi le ciliegie, può fare anche questa esperienza. La festa delle ciliegie è stata anche la prima uscita ufficiale del sindaco Rosanna Mazzia, riconfermata alla guida della cittadina ionica, anche se la prima cittadina ha continuato a lavorare senza soluzione di continuità, garantendo efficienza, servizi e soprattutto l'inizio dell'estate, partita come al solito lo scorso 21 maggio con la consegna della bandiera blu. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Anticiclone africano in auge sul Mediterraneo centrale. Proprio il meridione d'Italia dovrà fare i conti con caldo prolungato che da metà settimana si spingerà anche sul resto della penisola. Domani cielo sereno ovunque con clima caldo, qualche nuvola in più lo ritroveremo sui rilievi nel corso del pomeriggio, temperature stazionarie. Passiamo ai mari e ai venti, domani ventilazione debole o a regime di brezza ovunque, con mari calmi o quasi calmi. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.